Onestamente, quando c'è un minore non accompagnato, c'è un minore accompagnato a cui va dato una sistemazione. Sì, è un tema difficile su cui è proprio complesso dare una risposta. Certamente la ricaduta arriva al singolo sindaco, perché se il minore è sul territorio ricade sul singolo sindaco e quindi sul primo cittadino, che deve rispondere a quella che è una normativa nazionale. Come dicevo prima, i costi per l'accoglienza sono costi importanti, però il nostro Stato prevede di dare accoglienza. Controdomanda non al consigliere, ma da ribaltare un po' sul tavolo. Quello dei minori accompagnati è un tema economico o è un tema sociale? No, domanda retorica, nel senso che se vogliamo considerare il tema dei minori non accompagnati come un tema economico, subentrano tutta una serie di questioni legate a chi li ha e chi non li ha, chi li gestisce, chi spende, eccetera. Mentre se diventa un tema sociale, ovviamente bisognerebbe affrontare la cosa in maniera diversa.